Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. E così in questo 2 dicembre anche il nostro oroscopo apre la casellina numero 2 dell'avvento. E cosa ci trova dentro? Le stelle di Radio.0 naturalmente. Siamo pronti a partire con le ultime novità e iniziamo come di consueto dall'Ariete. Per risollevare la sorte all'interno della coppia, oggi dovrete usare tutta la vostra fantasia. Riaccendete la passione e l'intesa reciprocamente. Le parole poi vi salgono alle labbra senza pensarci troppo. Alla fine siete prontissimi per una dichiarazione romantica. Toro, se la decisione di un altro non vi va proprio a genio, potete sempre ribellarvi seguendo l'impulso dell'eccentrico Urano in opposizione alla Luna in questo giovedì. Il senso artistico poi oggi è amplificato dagli astri. Prima di tutto cercate di essere originali e innovativi. Gemelli, trovarsi nel posto giusto al momento giusto è quello che vi accade oggi. Che altro potete chiedere di più? Poi spetta a voi naturalmente cogliere al volo un'ottima chance. Meglio però non perdere tempo con inutili dettagli, consigliano le stelle. Pianificare va bene, certo, ma a volte occorre proprio improvvisare, come oggi. Amici del Cancro, la vostra energia oggi è ottima grazie all'arrivo della Luna in Scorpione. Non avete scuse quindi per restare in panciolle sul divano davanti alla televisione. Momenti intriganti vi aspettano, soprattutto per chi è alla ricerca di avventure. Lasciatevi coinvolgere nella sfera emotiva. Leone, anche se non avete ricevuto il giusto compenso per il vostro impeccabile lavoro, non preoccupatevi troppo, ogni cosa a suo tempo, senza fretta. Nascondere il disappunto però non è così facile, colpa della quadratura lunare o del vostro nervosismo interiore? Passiamo quindi alla Vergine, recepite idee, innovazioni e rielaboratele secondo il vostro gusto personale e grazie al sestile lunare oggi le intuizioni vanno sempre seguite, consigliano le stelle. Sapete come essere incisivi e come centrare il vostro operato in modo da andare dritti al sodo. Bilancia, non è sempre facile andare d'amore e d'accordo, si sa, specie se ognuno pensa soltanto a tirare l'acqua al proprio mulino e non al benessere generale. Se il traguardo è offuscato è più difficile avere le idee chiare su come raggiungerlo velocemente, mettetevi quindi subito in azione. Scorpione, il favore della Luna che gioca in casa vostra alleata con Nettuno e con Venere oggi vi darà la possibilità di esaudire i vostri sogni senza sforzo. Le emozioni in questa giornata la fanno da padrone, ma per voi non è un problema, è il vostro elemento dopo tutto. Sagittario, la voglia di stare soli potrebbe tornare fuori in un momento in cui gli elevati ideali si scontrano con le dure leggi della vita sociale. Non potete tollerare che i furbi riescano ad avanzare impuniti e per questo restate molto in guardia. Amici del Capricorno, una giornata che si tinge di emozioni. Favoriti dagli ottimi rapporti della Luna con Venere, non potete esonerarvi da romantiche visioni, salvo poi dover tornare sul concreto, purtroppo. Continuate pure a sognare, ma senza dimenticare che per realizzare i sogni a volte occorre sudare, e molto. Acquario, le occhiatacce di Saturno nei confronti della Luna in Scorpione non sono poi un bel biglietto da visita, specie se state facendo nuove conoscenze in questi giorni. Evitate di chiudervi a riccio, però l'altro ha bisogno di un piccolo incentivo per venirvi incontro. E chiudiamo infine con i pesci, a cui gli stimoli piacevoli non mancano proprio, grazie alla voglia di esplorare nuove frontiere, nuovi territori che la Luna e Nettuno vi mettono in corpo. Aprite la mente alle novità e alle luminose attrattive, consigliano oggi le stelle. Se ne avete la possibilità, pensate ad esempio ad un corso. Ed è tutto quindi anche per oggi. In quanto a novità, le nostre stelle vi salutano e vi auguriamo una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0